Partiamo, se ve. Basta, vado io, Adesso dei delegati di Confartigianato Imprese Conegliano. Ringrazio le autorità presenti, i presidenti, segretari, direttori del sistema Confartigianato, i signori delegati, i collaboratori e tutti gli invitati presenti. Oggi per l'associazione è un giorno importante e particolare. Verranno eletti i 14 consiglieri che insieme ai 10 già eletti durante le assemblee comunali e intercomunali formeranno il nuovo consiglio direttivo. Verrà eletto inoltre il collegio dei revisori dei conti e anche il collegio dei probiviri, che per i prossimi 4 anni rimarranno in carica come previsto da statuto. Iniziamo ora con i lavori congressuali e, come previsto dall'ordine del giorno, è necessario eleggere il Presidente del Congresso. Per tale incarico si propone il Presidente provinciale Vendemiano Sartor. Chiedo ai signori delegati una votazione per alzata di mano. Se mi alzate la mano, invito il Presidente Vendemiano Sartor a sedersi tra me e il Presidente Dalbò per condurre e presidiare il Congresso dei Delegati. Bene, buongiorno a tutti anche da parte mia. Dopo gli interventi li faremo in ordine. Cominciamo però per rendere effettivi i lavori con le modalità, e la prima modalità presuppone la nomina da parte dei delegati dei 2 scrutatori. La proposta è nell'avvocato Annarita Rondelli e nell'ingegner Marco Soldà. Quindi la proposta per l'assemblea dei delegati è di nominare questi 2 scrutatori per alzata di mano. Naturalmente credo che siano 2 persone autorevoli e quindi esterne anche alle candidature come previsto. Se siete d'accordo, bene. Quindi l'assemblea è costituita a tutti gli effetti. Cominciamo, essendo ospiti del Comune di Vazzola, con il saluto dell'assessore Vazzoleretto in rappresentanza del sindaco di Vazzola. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Vazzoleretto, sono l'assessore alle istruzioni. Ci sente? Sentite? Sentite? Pronto? Mi sentite? Ecco, bene. Buongiorno a tutti, sono Vazzoleretto, l'assessore alle istruzioni del Comune di Vazzola. Porgo i saluti dell'intera amministrazione comunale e in particolare del sindaco, che comunque verso mezzogiorno dovrebbe riuscire a fare un salto appunto per partecipare e dare un saluto. Volevo ringraziarvi da parte appunto del Comune di Vazzola di aver scelto il nostro comune per organizzare questo convegno, perché Vazzola è anche un comune dove le imprese artigiane sono importanti e sono una risorsa. Perciò per noi è stato importante che avete scelto appunto il nostro comune proprio per organizzare il convegno, perché c'è una partecipazione attiva. Vi ringrazio e buon lavoro per la giornata. Grazie. Abbiamo anche la presenza dell'avvocato Brugioni, in rappresentanza del Comune di Conegliano, che è il comune capoluogo, e quindi credo che nel saluto comprenderà anche tutti gli altri comuni del mandamento di Conegliano. A lei la parola. Grazie. È acceso? Sì. Buongiorno. Diciamo che è bello vedere partecipare a questo congresso. Mi hanno un po' tirato le orecchie alcuni dicendo che il comune di Conegliano è stato forse un po' assente, ma non credo. È un comune che molto volentieri partecipa a questo congresso, soprattutto vedendo, come diceva la collega, tanti artigiani. In un momento in cui siamo in un paese in grande difficoltà, e vedere tante partite IVA, tante attività e sapere che operano nel territorio in maniera pressante e preponderante, per noi è un orgoglio. Siamo in una fase
veramente difficile. Sappiamo che qui ci sono, mi hanno spiegato, molti delegati, sono tutti delegati dei vari mandamenti alla fine dei 4 anni per l'elezione del nuovo Consiglio. Noi come amministrazione nel Comune di Conegliano abbiamo un ottimo rapporto e un ottimo contatto con i rappresentanti del Comune, con i quali anche in questo momento condividiamo molto. È una città che stiamo cercando di, non dico rilanciare perché non è mai stata una città in grande difficoltà, però è una città che sta vivendo, come tante altre, un momento di cambiamento. E so che vi è stato presentato il piano urbano del traffico che noi stiamo elaborando proprio in una visione di una città diversa, che cerchi di far fronte a questi momenti di grande difficoltà. Non voglio rubarvi del tempo, io porto i saluti del sindaco che purtroppo oggi è impegnato perché abbiamo gli alpini a Conegliano, abbiamo la sfilata e non poteva essere presente, però porge i saluti, vi augura buon lavoro e soprattutto al di là di quelli che sono i lavori oggi, il lavoro sul territorio per i prossimi anni. Grazie. Bene. Grazie. Ora iniziamo con i lavori, fatti i saluti istituzionali, i lavori del congresso con la relazione del Presidente Severino Dalbò. Buongiorno e un benvenuto a tutti. Un saluto in particolar modo alle autorità presenti, i 2 assessori che abbiamo appena sentito, l'assessore di Codognè, il Presidente provinciale Vendemiano Sartor e il Direttore Valeria Maggiolo, segretario regionale della nostra federazione, dottor Giacomin, i colleghi dei mandamenti con i segretari presenti e il segretario della Camera del Commercio, dottor Tiozzo, il presidente del Consorzio regionale del credito, Daniele Citron, e il presidente, signor Curtolo, presidente di Artigianato Trevigiano, che abbiamo invitato, che siamo felici di avere qui. Ecco, la nostra associazione ha appena vissuto e celebrato una tappa importante della sua storia, il 70° anno di vita. È stata un'occasione per fare memoria e rendere omaggio a tutti gli imprenditori, ai dirigenti e ai soci che lungo questo arco di tempo hanno contribuito a rendere Confartigianato Conegliano ciò che è oggi. Ma la nostra volontà, allora come adesso, è di guardare avanti. Ecco perché in quell'occasione abbiamo presentato un volume nel cui titolo campeggia un concetto chiave: energia e il futuro. Il ringraziamento agli artigiani di ieri si estende allora a quelli di oggi, a tutti voi che non avete mai fatto mancare il supporto all'associazione, a coloro in particolare, ci siamo visti in queste ultime settimane, che in queste serate di rinnovi hanno risposto con senso civico, a dimostrazione ancora una volta dell'appartenenza e dell'impegno che li lega a Confartigianato. Noi oggi qui abbiamo la responsabilità del futuro. Perciò, per aver chiaro l'obiettivo, abbiamo innanzitutto bisogno di conoscere il contesto in cui operiamo. Cosa succede in Italia? Qual è il contesto in cui le aziende oggi operano? E di conseguenza come l'associazione risponde a questi cambiamenti? Pensare al futuro, infatti, significa innanzitutto sapere da dove veniamo e al contempo analizzare il presente e individuarne le linee evolutive. Ebbene, la spinta decisiva all'economia che doveva caratterizzare il 2017 non c'è stata e abbiamo assistito in questi ultimi 2 anni alla crescita dello 0, che non ha esaudito certo le attese del sistema economico Italia. Qualcuno potrebbe chiedersi dov'è finito il coraggio degli imprenditori italiani? E noi rispondiamo: dov'è finito, con un'altra domanda, dov'è finito il contesto normativo che ci avrebbe consentito di investire nel rischio di impresa? È stato disatteso il credito per le piccole imprese, non si è attuata una politica industriale adeguata, sono mancati gli investimenti nelle infrastrutture, così pure le misure per rilanciare stabilmente l'occupazione. Noi siamo quelli del reddito da lavoro e non del reddito da cittadinanza. E ancora non è stata efficacemente incentivata la spesa interna dei cittadini, che hanno così preferito congelare i propri soldi in depositi bancari, operando
per un atteggiamento conservativo. L'aumento del PIL interno poi è una chimera e anche l'export ormai arranca pericolosamente sotto i venti delle guerre dei dazi. Occorre essere realisti, a dispetto dei proclami. L'Italia in questi 2 anni è rimasta ferma sui blocchi di partenza nella fase della crescita. Nello specifico, la provincia di Treviso ha appena recuperato il livello occupazionale che aveva prima della grande crisi, cioè prima del 2008. In tal senso i dati camerali parlano chiaro e nel primo semestre 2019 registra un export della metalmeccanica per la produzione in macchinari, una nostra peculiarità, che è sotto del 4,5% rispetto a quello dello scorso anno. Un chiaro riferimento alla crisi dell'automotive tedesco. L'elenco dei fattori di incertezza è lungo. Se pensiamo alla Brexit, alle sanzioni russe, ai dazi statunitensi che colpiscono anche un Made in Italy che finora aveva sostenuto l'export veneto, colonna portante della nostra economia nazionale. Siamo bravi in automotive, metalmeccanica, plastica, inox, agroalimentare e legno arredo. Ma essere realisti non ci deve portare al pessimismo e alla paralisi. I fattori di incertezza appena enunciati non impediscono infatti ai mercati e alla società di cambiare. Ebbene sì, la necessità di adattamento alle nuove condizioni globali sta trasformando la nostra società e così pure l'economia. Ecco il ruolo fondamentale delle associazioni di categoria. In questo scenario non facile, la rappresentanza d'impresa non ha mai cessato la funzione di pungolo, insistendo nel proporre soluzioni concrete, pur trovando dall'altra parte un interlocutore non sempre in fase di ascolto. Una disattenzione questa che la dice lunga sulla dubbia obiettività della politica nel leggere la realtà odierna. Basti pensare che in Italia ci sono 4 milioni e mezzo di imprese, con più di 11 milioni di occupati, il 98,5% delle aziende operative in Italia. Questa è la realtà, questo è il peso specifico delle nostre imprese nel novero dell'economia nazionale. Vi pare poco? Rappresentiamo il 65% del totale degli occupati in Italia, il 65%. Eppure manca una politica per questo comparto centrale dell'economia e per la fetta importante della società che la vive direttamente o comunque ne beneficia. Non occorre certo essere economisti di fama per sapere che le imprese sono organismi che necessitano di un ambiente sano e competitivo per poter crescere. Tradotto significa in mercati aperti, meno burocrazia, meno fisco, riferimenti normativi chiari e snelli, più certezze e più sicurezze, insomma. Certo, i mercati aperti sono una responsabilità sovranazionale, rispetto alla quale occorre urgentemente che l'Italia e l'Europa acquisiscano maggiore forza per far fronte alla guerra dei dazi e per tutelare l'export. L'Italia in particolare deve giocarsi la carta del Made in Italy, vanto ed orgoglio del nostro sistema produttivo manifatturiero, fiore all'occhiello del nostro Paese e che il Paese stesso ha il dovere di tutelare e di valorizzare mediante capacità relazionali e negoziatrici dei nostri politici. Speriamo bene. Poi gli imprenditori faranno la loro parte, come sempre, con la loro intraprendenza e inventiva, ma ciò resterà una missione impossibile se governo e Parlamento continueranno ad appesantire burocrazia e fisco e, quel che è peggio, a ragionare su prospettive a corto raggio. Assistiamo infatti a un gioco del fa e disfa, che persino la cronaca quotidiana fatica a seguire. IVA, codice appalti, pace fiscale, regime forfettari, riforma della giustizia, prescrizioni 4.0, alternanza scuola-lavoro, tasse imposte le più fantasiose. Questi non sono discorsi nuovi, ne sono ben consapevole, rischiano di diventare un refrain interminabile. Toccano la fragilità del nostro sistema, fragilità che non devono però divenire fisiologiche, ragion per cui occorre fare squadra e insistere per bloccare la situazione con quel pungolo di cui io ho appena parlato. E che dire della neo-manovra fiscale 2020? Va bene la lotta all'evasione fiscale, ma non a senso unico verso le partite IVA. Come mai non si parla più di web tax? Perché non si denunciano l'esistenza scandalosa di alcuni paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea? Sapete cosa mi hanno detto i delegati comunali negli incontri che abbiamo recentemente svolto? Il loro sogno è quello di avere una tassazione almeno uguale ai grandi giganti del web, Google, eBay, Amazon, Facebook e compagnia.
Per il resto va bene introdurre il pacchetto 4.0, soprattutto laddove più piccola è l'impresa, più può usufruire di agevolazioni. È il principio sancito con lo Small Business Act e voluto dalla nostra associazione in sede di Comunità Europea. Ecco, il pungolo Confartigianato Conegliano, in quanto espressione dell'imprenditoria e della cooperazione di questo nostro territorio, intende rivolgerlo allo Stato, alla Regione, per chiedere di avviare al più presto gli investimenti alle infrastrutture, le riforme, alle reti tecnologiche e alle connessioni. Se ci fermassimo a questa lettura e ne rimanessimo paralizzati a lamentarci tra di noi, sarebbe diabolico, diventerebbe puro vittimismo. Il cambiamento è anche una nostra responsabilità. Così voglio rappresentarmi la realtà che stiamo vivendo. Un percorso tortuoso, sì, ma possibile se lo vogliamo, se continuiamo a camminare con un obiettivo ben chiaro che per noi non può che essere trovare la soddisfazione di fare il lavoro che amiamo fare. E allora, dove puntare? Come camminare concretamente e responsabilmente dentro questo contesto, dentro la contemporaneità? La prima risposta è che occorre innanzitutto camminare insieme, nella consapevolezza che quell'insieme è il valore, è ciò che costituisce la nostra forza e nel contempo custodisce la storia di ciascuno di noi. Non fosse così non saremmo qui oggi. E questo camminare insieme si fonda innanzitutto sulla convinzione che il capitale umano è la prima risorsa. Lo è in particolare nelle piccole imprese che prima di altri settori economici hanno investito sul valore della persona. Confartigianato da tempo sta puntando su percorsi di crescita professionale dei giovani, chiamati a dare continuità alle nostre imprese. Crediamo che il matching tra i giovani e imprese sia lo strumento, scuole, giovani, imprese, sia lo strumento primario per consentire agli studenti di scegliere un indirizzo di studi coerente con il mestiere che si sentono portati a fare. È un modello virtuoso che consente loro di esprimere i propri talenti e che al contempo tiene conto delle esigenze e della crescita del nostro territorio. È un ambito nel quale la nostra associazione ha investito molto, aderendo come partner al costituendo polo tecnologico della metalmeccanica a Conegliano, sostenendo l'alternanza scuola-lavoro e promuovendo collaborazioni in tema di apprendistato duale. Il concorso EcoSpeed, organizzato da Confartigianato Conegliano, ad esempio, ha coinvolto nelle prime 2 edizioni più di 500 studenti delle scuole medie, fornendo loro una formazione sul lavoro artigiano e sui temi dell'energia ecosostenibile. Questa iniziativa, come tante altre poste in essere dall'associazione, è nata proprio in seguito ai numerosi incontri e confronti con voi, con i nostri artigiani sulle criticità aziendali che stiamo vivendo oggi nelle nostre aziende. Prima fra tutte la scarsità di collaboratori e il conseguente fermo macchine, penali nelle consegne e a volte perdita di commesse o di clienti. È una prospettiva assurda, dolorosa, che debilita tanti artigiani che con tenacia e competenza e con lunghe esemplari storie alle spalle hanno ancora il coraggio, anzi l'eroismo, di restare attaccati a questo territorio che li ha visti nascere e lavorare in tanti anni. Eroi, lo dico con sorriso perché ieri è stato citato anche nella relazione a Castelfranco dal collega Bernardi, però non posso non ometterlo perché è un po' quello che è uscito dalle nostre assemblee nelle elezioni di delegati comunali e non è uscito da noi, tra l'altro, è uscito da tutti gli assessori o sindaci che sono intervenuti. Quindi un fil rouge di tutti i nostri mandamenti che voglio sottolineare per l'importanza e per questo accostamento eroe-artigiano. L'obiettivo dell'associazione è di farsi promotrice di un welfare tra imprese e collaboratori che contribuisca a costruire una comunità sana sotto il profilo culturale e del benessere sociale. Non può essere questa un'utopia, se la stessa Costituzione italiana nel suo primo articolo ci insegna che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Un lavoro, aggiungiamo noi, che deve promuovere dignità e la felicità dell'uomo. In questa situazione intricata che ho cercato di sintetizzare, vi è un punto di forza che ci fa ben sperare. È l'attenzione che sta dimostrando la Regione Veneto verso le fragilità, ma anche il valore imprescindibile delle nostre piccole e medie realtà imprenditoriali. Basti pensare alla nuova legge quadro sull'artigianato,
fortemente voluta dalla nostra federazione regionale. O ancora la legge circa il consumo del suolo, che trova una sponda nelle nostre attività, come anche incentivi e bandi in tema di iniziative e attività ecosostenibili. Tutti provvedimenti questi che muovono nell'ottica di una crescita locale che si riverbera positivamente anche sul resto del Paese. Mi preme ricordare poi che la settimana scorsa a Pieve di Soligo Comuni e Regione hanno siglato un disciplinare sul piano urbanistico per tutelare e valorizzare il recente riconoscimento dell'UNESCO delle colline di Conegliano e Valdobbiadene a patrimonio mondiale dell'umanità. Un'altra straordinaria opportunità, questa che ci rende orgogliosi ma anche responsabili. Questo riconoscimento infatti deve coinvolgere tutti, società civile ed istituzioni, organi di rappresentanza ed imprese e funzionare da vero e proprio volano economico-sociale. Lascio per ultima la sfida tecnologica, perché questa rappresenta probabilmente il cuore della sfida del futuro. Il nostro impegno come associazione deve essere sempre più quello di accompagnare le imprese artigiane in un approccio intelligente alle tecnologie digitali e dell'impresa 4.0. Anche in questo caso occorre partire dalle caratteristiche, dalle richieste, dalle potenzialità di ciascuna tipologia di impresa, senza dimenticare, nemmeno in questo caso, il fattore umano. Le opportunità dell'evoluzione tecnologica, per essere pienamente colte, richiedono di superare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. In tal senso, strumenti come la piattaforma di Confartigianato Job, costruita dalla Provinciale, marca trevigiana, che voi conoscete, possono essere utili, ma rischiano di risultare fini a se stessi se vengono a mancare le professionalità cercate, a volte agognate dalle nostre imprese. Per questo Confartigianato Provinciale sta lavorando molto sulla formazione professionale e sul sostegno all'apprendistato, anche duale, anche mediante accordi con gli istituti tecnici e scuole professionali. E a proposito formazione, non dimentichiamoci, colleghi, di informarci e di formarci in modo permanente per essere all'altezza delle sempre nuove e sorprendenti sfide. Prima di chiudere, permettetemi di riproporvi 3 riflessioni che proprio 4 anni fa feci da questo scranno. Primo, chi è l'artigiano oggi? Secondo, quanto bisogno c'è ancora di associazione oggi? E terzo, alla luce di questo, quali sono i nuovi compiti dell'associazione? Siamo in presenza, circa i nuovi artigiani, di mestieri tradizionali e nuovi mestieri, ma tra di loro c'è un minimo comune denominatore, che sono l'uso della tecnologia, l'innovazione, nuovi servizi ai clienti, nuovi processi produttivi. Mi viene in mente che abbiamo nelle nostre categorie dai mestieri più tradizionali, evocati anche ieri, come lo spazzacamino, e abbiamo i mestieri più innovativi, manutentori 4.0, robotica e automazione. Ecco che l'associazione, promuovendo e progettando i centri di trasferimento tecnologico, dai competence center ai Fab Lab, facendo formazione, organizzando meeting, organizzando incoming, riesce a dare un contributo all'artigiano che vuole rimanere competitivo in questo mercato. Vi ricordo anche l'interessante analisi che abbiamo pubblicato in occasione del 70° sul tema i nuovi bisogni del consumatore analizzati filiera per filiera. Una verità emersa negli incontri con i delegati, con i soci per l'elezione dei delegati comunali, ne ho parlato diverse volte oggi, è l'importanza sociale dell'azienda artigiana. Durante la crisi l'artigiano ha tenuto in piedi la società locale perché non ha delocalizzato, ha stretto i denti, ha tenuto i collaboratori e ha redistribuito il reddito nel territorio, e credo che possiamo andare tutti fieri di questo nostro comportamento. Quanto bisogno c'è di associazione? Certo che se guardiamo alle ultime staffette politiche in tema di corpi intermedi, non mi sembra che ci sia stata una grande considerazione per il mondo della rappresentanza. Ma chi volete che intervenga a fronte di leggi a sfavore dell'impresa se non chi le conosce? Quindi noi e i nostri organi di rappresentanza. Mi è difficile pensare che il decisore politico abbia questa competenza e questa conoscenza. Ecco perché continuiamo oggi con le trattative nel locale, vedi Sarno, o le discussioni sui temi come ecobonus, sisma bonus, indicatori sintetici di affidabilità fiscale, solo per citare le questioni più recenti.
E sono proprio questi i temi che a gran voce ho raccolto dalle discussioni che ho avuto con voi delegati nelle ultime settimane. Sapete in termini di risparmio alle imprese artigiane cosa vale il lavoro svolto dalla federazione, dalla provinciale, dal mandamento in questi ultimi 5 anni? Per le imprese artigiane sono 400 milioni di euro risparmiati nel Veneto, 75 di questi nella provincia di Treviso. Negoziati, trattative sui rifiuti, semplificazioni edilizie, scarichi dei piazzali, premi INAIL, sicurezza, energia e via dicendo. Credo che mai come oggi ci sia bisogno della nostra associazione in Italia ed in Europa, che oserei dire non deve funzionare solo da pungolo, ma anche da vero sollievo per gli artigiani, sollievo dalle incombenze che le distraggono dal lavoro. Ecco, fermo restando allora la difesa e la rappresentanza degli interessi economico-sindacali delle imprese, dobbiamo pensare che per guardare avanti abbiamo bisogno di nuovi servizi e nuove soluzioni. Se la grande azienda può investire per la ricerca tecnologica e commerciale, l'associazione ha le competenze e i mezzi per mettere sullo stesso piano anche la piccola impresa. Reti di impresa, accordi con centri di trasferimento di conoscenze, università ed enti formativi. Anche il nostro mandamento ha contribuito in questo senso, organizzando anche recentemente un incontro Ecodei Conegliano, giunto quest'anno alla 2ª edizione. Aziende e tecnologie all'avanguardia sul tema energetico ed ecosostenibile. Ne abbiamo parlato con un'exposition ed un convegno, presentando anche il sito Ecodei EU per le aziende locali a brand Confartigianato. Ma tutto ciò è possibile solo con un vero lavoro di squadra. Ecco che il ringraziamento più sincero va all'Assemblea provinciale, al Presidente Sartor, al Segretario Maggiolo. Ogni volta che ne abbiamo avuto bisogno ci sono sempre stati. Grazie alla mia Presidenza, a Loris, alla Rosella, instancabili e brillanti nelle idee e nelle iniziative, risorse uniche per tutta l'attività che abbiamo svolto. Un grazie alla Giunta ed al Consiglio, organi determinanti per i risultati raggiunti. Ai Presidenti mandamentali delle categorie, il vero arsenale della nostra associazione. Ai rappresentanti dei gruppi sociali, Michela, Alex e Giuliano. Al Direttore, dottor Alan Paul, che si è preso cura dell'associazione con competenza ed dedizione e professionalità, in linea con le consegne lasciate da Oscar Soldà e dal past president Stefani. Ai responsabili di area, a tutte le collaboratrici, ai capi reparto, ai collaboratori che hanno interpretato con costante impegno tutti i cambiamenti avvenuti in questo quadriennio, dalla dirigenza al sistema operativo a tutti i nuovi adempimenti. Tutti a formare una squadra che in questi 4 anni ha fatto crescere Confartigianato Conegliano in termini di servizi, qualità di servizi, soddisfazione e numero di soci. Per me questi 4 anni sono stati un momento di crescita e di esperienza, impegnativa ma gratificante. Al prossimo gruppo dirigente l'augurio di continuare ad accompagnare gli artigiani e ad essere vicino agli artigiani, per confermare Confartigianato Conegliano un'associazione di riferimento per tutta la sinistra Piave. Grazie. Bene, mi pare che oltre che tecnicamente valida sia stata anche, diciamo così, forte la relazione del Presidente Dalbò, anche soprattutto con la speranza, che è quella che non ci deve mai far venire meno la nostra voglia di fare. Sono previsti adesso 2 interventi dei vicepresidenti. Per cavalleria direi di iniziare dalla Rossella da Rosso. Buongiorno a tutti, impegnativo intervenire dopo la relazione di Severino che è stata veramente ampia, ha toccato tutti i punti e io mi permetto solo di ribadire un po' di cose. Mi piace ricordare il cammino fatto in questi 4 anni, eletto il nuovo Presidente, scelto il nuovo segretario, adottato il nuovo sistema software, ripensato il nostro marketing, aggiornato il nostro sistema di comunicazione attraverso l'invio di mail con le news della Confartigianato. Abbiamo costruito Ecodei per far arrivare al pubblico il messaggio che l'artigiano viaggia al passo con le tecnologie. Con il progetto EcoSpeed abbiamo incominciato un nuovo dialogo con le scuole per far conoscere ai giovani il valore del lavoro artigiano,
perché la scelta di impegnarsi in una realtà artigiana è una scelta di creatività e realizzazione ed una opportunità di lavoro. Resta a tutti noi l'impegno di portare avanti la sfida di fare impresa in una realtà come l'Italia che non ci premia. Ed ecco qui il valore dell'associazione, grazie alla quale possiamo far valere le nostre istanze sindacali ai tavoli di negoziazione con gli enti pubblici, il sindacato e gli enti locali. Tavoli che sono fondamentali per difendere il valore della nostra impresa e dei nostri diritti, ma direi anche la democrazia. Cito alcuni obiettivi raggiunti molto sinteticamente: riduzione del premio INAI, sospensione del SISTRI, negoziazione per la riduzione delle tariffe rifiuti con le nostre Savno e Contarina. Il nostro compito ora è presidiare il lavoro della regionale e nazionale perché ci tutelino in un sistema burocratico che ad ogni finanziaria aggiunge invece che togliere. Ed infine invito tutti a partecipare agli incontri e ai corsi promossi dalle nostre categorie, dalla nostra provinciale e dalla formazione. Sono opportunità di confronto e di crescita. Aggiornarsi e portare a casa nuove idee è linfa vitale per l'azienda. Infine, ancora, desidero ringraziare voi carissimi colleghi perché insieme abbiamo costruito un gruppo dirigente coeso e preparato. Tutti i collaboratori della nostra associazione che stanno affrontando un percorso di rinnovamento non stop con l'obiettivo di dare servizi sempre più efficienti. Ringrazio il nostro direttore d'orchestra e segretario Allan Paul e permettetemi un grazie speciale a Loris Vagliana e al nostro presidente Severino Dalbò, con i quali ho condiviso questo cammino e dai quali ho tanto imparato. Nel mondo, per realizzare il bello, c'è assoluto bisogno di persone capaci di fare, ossia di noi artigiani. Grazie. Bene, adesso la parola all'altro vicepresidente Loris Vagliana. Cari amici, dopo la relazione del Presidente mi verrebbe voglia di fare silenzio e farò silenzio, se non un ringraziamento per 4 anni che sono stati intensi, entusiasmanti, ma soprattutto con una visione, che questa è la cosa che più aiuta a intraprendere, a lavorare e soprattutto a essere costantemente in formazione. Io mi ero segnato alcune cose, però alcune parole ve le voglio leggere rispetto ai ringraziamenti alle persone con le quali ho lavorato in questi 4 anni. Severino, il Presidente, per la sua visione, per la sua lealtà, e dopo la relazione di oggi vorrei aggiungere un'altra parola, la sua leadership. Rosella, il co-presidente, per la sua lucidità e concretezza. C'è una compagna di viaggio straordinaria che ti metteva sempre di fronte alla realtà per riuscire a analizzarla e a capirla. Allan Paul, il direttore, competenza e ritmo. Queste sono le 2 parole che mi sento di legare al lavoro che è stato fatto in questi 4 anni. Per quanto riguarda la Giunta è stata veramente una squadra e una forte motivazione. Quindi si sentiva in ogni riunione che c'era questa forza dentro quella squadra. E il Consiglio, che di solito è un luogo dove quando si fanno le riunioni c'è il Presidente che parla, spiega esattamente le cose che si stanno facendo, invece in questi 4 anni ho trovato una forte partecipazione, appartenenza e aggiungo una parola che è la propulsione, quindi una volontà e una voglia insieme di guardare e di andare avanti. Quindi io
veramente vi ringrazio perché mi sono sentito dentro un organismo in cammino e questa è la cosa che più mi ha dato soddisfazione. Grazie. Grazie Loris. Continuiamo adesso negli interventi di rappresentanza, a partire dal dottor Tiozzo in rappresentanza della Camera di Commercio Treviso-Belluno. Te Romano. Treviso-Belluno quando sia Treviso e Belluno contrario quando sia Belluno. Non importa. E intanto, no, io devo solo portarvi i saluti del Presidente Pozza, che avrebbe voluto essere qui oggi ma è impegnato in famiglia, ha compiuto gli anni, insomma, quindi gli facciamo anche gli auguri all'occasione. È giusto che anche la famiglia sia un luogo importante dove uno che si occupa di cose pubbliche dedichi anche del tempo. Penso che anche gli artigiani siano così, insomma, molti artigiani aziende nascono in famiglia e la famiglia è una cosa importante. Dopo questo saluto vi devo dire che la Camera di Commercio di Treviso e Belluno è l'unica Camera di Commercio sulle 5 che è governata da un presidente artigiano, e questo è una cosa molto importante perché questa attrazione si vede. Ne approfitto per salutare tutti i consiglieri che oggi ci sono, da Valeria, da Enrico e da Oscar e altri che non vedo. Ecco, e io faccio due brevissime riflessioni. La prima è legata al fatto del ruolo, insomma, che la Camera di Commercio ha insieme in abbinata con le associazioni di categoria. Le Camere di Commercio, a differenza dei comuni, eccetera, sono governate dagli organismi associativi di categoria e questo dà anche un tono diverso anche al nostro lavoro di tipo amministrativo, nel senso che lo stimolo è sempre molto alto e molto forte. Siamo impegnati su tanti fronti, li avete citati anche voi, insomma, il tema dell'occupazione, del lavoro, dell'orientamento al lavoro e le giovani professioni. In questi 2 o 3 anni avrete visto che nelle vostre aziende qualche risorsa è arrivata proprio per mantenere, per fare in modo che i ragazzi imparino attraverso l'alternanza scuola-lavoro, nei prossimi 3 anni la chiameremo orientamento al lavoro e alle professioni, a stare dentro questa professione, perché è una ricchezza e un bene per tutti. L'altro tema che avete trattato è il tema dell'innovazione tecnologica. Anche in questo caso il vostro ente, il nostro ente, ha fatto diversi bandi di sostegno a quelle imprese che iniziano ad affacciarsi, a modernarsi, eccetera. Molte sono artigiane. Nei prossimi 3 anni continuerà questo progetto. Le risorse nostre saranno messe assieme a quelle della Regione, in modo tale da fare anche dei bandi che siano similari o quantomeno congiunti. C'è anche qualche problema, ve ne cito 2 in particolare. Uno riguarda le risorse. Voi sapete che da un po' di anni la Camera di Commercio è stata fortemente compressa dal punto di vista delle risorse. Ecco, noi a Treviso in particolare abbiamo cercato di recuperarne una fetta di queste risorse, ma non vi nascondo che esiste un problema che va assolutamente risolto. Ed è questo, cioè il diritto annuale che voi pagate alle Camere di Commercio, che sono circa 10 milioni di euro all'anno a Treviso e a Belluno, sono tanti, il 10% di questo diritto annuale noi dobbiamo versarlo allo Stato, cioè è come avere una doppia tassazione. Voi pagate il diritto annuale, il 10% di questo diritto annuale non va ai servizi resi nel territorio, ma va a sostenere il debito pubblico. Questa è una battaglia che ha fatto Mario Pozza a livello nazionale ed è una battaglia che va assolutamente vinta, perché avere 1 milione in più o 1 milione in meno in un territorio come questo è una cosa fondamentale e importante. Potrebbero essere risorse utilizzate e spese meglio. Il secondo punto criticità che volevo trattare è il tema della semplificazione amministrativa. Tra le righe l'avete detta anche voi, oggi gli artigiani non hanno tempo da perdere con la burocrazia, le associazioni fanno la sua parte, anche la Camera può fare la sua parte. Nella provincia di Treviso, a differenza di Belluno e di altre province, il tema dello sportello unico delle attività produttive, cioè di avere un unico accesso alla pubblica amministrazione per gli artigiani, è un tema importante. Oggi abbiamo 75 sportelli delle attività produttive nella nostra provincia, mentre potremmo averne uno solo attraverso un unico sistema informatico, attraverso un unico punto di accesso. Questo è un lavoro, l'abbiamo detto anche ieri a Castelfranco al Presidente Marcon, che va assolutamente fatto. Finisco con un breve saluto e con un breve augurio.
Oggi io ho sentito dalla relazione del Presidente e anche dai vicepresidenti molta speranza e molta proiezione nel futuro, nell'immaginazione, cioè nel cambiare, nell'ammodernamento, ecco, della vostra professione e raccontarla bene. Allora, c'era un filosofo nell'Ottocento che diceva una cosa molto bella che mi ha sempre impressionato, che bisogna lanciare il dardo della propria freccia oltre l'immaginazione. Ecco, io vi lascerei con questo augurio, insomma, imparate, andate avanti, perché oggi quello che noi immaginiamo non è quello che è, l'immaginazione è qualcosa di più, e il dardo, le frecce, gli sforzi, gli impegni vanno lanciati oltre le cose che noi oggi riusciamo ad immaginare. Con questo augurio vi saluto e vi ringrazio. Buona giornata. Abbiamo anche la presenza della Federazione regionale nella figura del segretario direttore, dottor Giacomini. Pregherei per il suo saluto. Ho fatto tanta strada, 5 chilometri, però ho attraversato un confine mandamentale senza pagare pedaggio. Dopodiché le imprese ci vendicano, c'è gente di Visnà che sta a Oderzo, gente che sta a Conegliano, voi non me ne avete a male, ma ho inseguito per una settimana un imprenditore che pensava facesse riferimento a Conegliano, ho rotto le scatole alla Poli, invece era socio di Oderzo, per invitarlo a una iniziativa del settore edile. Al di là di queste battute, ho ascoltato con attenzione la relazione del Presidente e dei due vice, con la differenza del pragmatismo della Rosella e dell'invito al futuro dell'altro Vicepresidente. Severino, tu hai fatto una bella relazione, piena di stimoli, che meriterebbe di essere provinciale, senza togliere ovviamente il ruolo vendemmiano, regionale e anche nazionale. Quindi Alan, finisci da sparagnare la carta, dà una copia a tutti della relazione, perché almeno andiamo a casa con un tema che merita, cioè che restino anche le parole scritte e non solo le immagini. Io ho cercato di prendere appunti, la prima volta che vengo a un convegno dove non trovo un foglio di carta, ma è nel segno del risparmio energetico, altrimenti voi cominciate ad essere green. Però ho usato dei bigliettini per prendermi degli appunti, per ricordarmeli, anche perché domani abbiamo il primo incontro con il ministro veneto D'Incà a Belluno, e un paio di cose che hai detto mi fanno oggi pomeriggio modificare l'impianto della relazione che questa mattina presto, complice anche il cambio orario, ho preparato, essendo stata pubblicata solo ieri la bozza di legge di bilancio, e quindi stiamo leggendo e cercando di capire cosa c'è dentro, anche se durerà un mese e mezzo di lavoro in Parlamento. Della tua relazione ho colto, e lo rimetterò dentro oggi pomeriggio, il tema che il Paese non è sufficientemente rispettoso, attento a chi corre rischio, cioè a chi affronta un tema di rischio. Sembra ancora un Paese che risponde più alle renti di posizione anziché a coloro che rischiano, e questo è un tema, poi ne hai messi molti altri ovviamente tutte interessanti. Le ultime 3 richieste che hai posto in conclusione, la prima, qual è l'imprenditore oggi artigiano? Io dico, stavamo per avviare a livello nazionale una proposta di riforma della legge quadro, l'ultima è fatta oltre 30 anni fa, quasi 40, e la penultima altri 40 anni prima. Sono discipline del tutto fuori dal contesto della realtà, e eravamo pronti, poi è cambiato il governo, spero che torniamo pronti velocemente, ma oggi occorre ammodernare questa visione di impresa artigiana che qualcuno ha voluto marginalizzare, invece con i nostri concetti, compreso il discorso di impresa a valore artigiano. Qui vedo Vittorio Tomasini, la sua è un'impresa a valore artigiano. Quanti dipendenti hai, Vittorio? Ecco, 140 dipendenti, io lo considero un'impresa a valore artigiano. Non me lo toglie nessuno dalla testa, basta andare a visitare l'azienda e capite che dentro c'è proprio l'anima artigiana. Allora, uno, non vi dico altro, degli elementi della nostra idea di modificare la disciplina dell'artigianato è quella di togliere quei tetti occupazionali che sono cari a qualcuno che vuole tenere delle rente di posizione associativa rispetto ad altri che invece ci pongono il problema della crescita. E allora troppe volte la gente è giunta a 18 dipendenti e poi non oltre perché cambia, a 22 e poi non oltre perché cambia.
Non è che si aiuti un paese con queste bagole dei tetti numerici, per dire solo un esempio. Poi ti sei chiesto, e l'associazione oggi cos'è, cosa fa, cosa dovrebbe fare, cosa sarà? Questo è il tema più importante e delicato. Vi assicuro che 4/5 dei parlamentari oggi, i 900 che saranno 600 appena sarà resa completa la riforma da poche settimane approvata in Parlamento, non sanno cos'è un'associazione. La confondono con le camere di commercio, con gli ordini, con gli enti, una gran confusione che non fa onore del fatto di essere parlamentari. L'associazione è una cosa particolare, voluta dalla Costituzione, libera espressione volontaria, non facile, perché non stanno crescendo quantitativamente le associazioni. Molti vogliono fare l'associazione col trucco e hanno diminuito il muscolo dell'attrattività associativa avviando meccanismi quasi surrettizi per ingrossare le fila. Invece, convincere uno ad associarsi, a condividere in comunità la sfida di migliorare le proprie condizioni, resta l'elemento principale. Il segno dei tempi che lo sta cancellando non è un segno dei tempi favorevoli, perché altrimenti diventiamo una grande, unica burocrazia. Tutti noi vorremmo lo Stato, ma allora lasciamo perdere il rischio a cui faceva riferimento prima Severino. Allora, io mi auguro che anche attraverso questa confortante presenza l'idea del valore associativo torni ad avere il suo ruolo, che non confligge con altri ruoli, ognuno faccia bene il proprio mestiere in questo paese in cui troppi vogliono fare il mestiere altrui. Vengo a 2 battute sul livello regionale, che come ha ben ricordato Severino, ha il tema che compete alla Regione. Sanità, proprio oggi il Veneto viene riconfermato, anzi viene passato primo per il LEU, per i livelli di assistenza minimale applicati, ma comunque è pure una classifica positiva. Io dico che il Veneto è la regione più avanzata nella legislazione del suolo, quindi il contrasto all'uso improprio del suolo e la valorizzazione qualitativa dell'ambiente, risparmio energetico, eccetera, eccetera. Domani sera, invitavo poco fa Enrico Masetta ad esserci, presentiamo il nostro manuale per usare la recentissima legge che io continuo a chiamare piano casa, è un piano casa a regime, in realtà il titolo è 20 e 50, è come poter rimediare nell'assetto attuale che vede più che nuove costruzioni il recupero dell'esistente in chiave di valorizzazione energetica, eccetera, eccetera, compreso il tema dei crediti edilizi usato da 1/5 sì e no dei comuni nel Veneto, che noi vogliamo incrementare. Domani sera presentiamo proprio una sorta di manuale per aiutare i comuni e noi che dobbiamo andare a visitare tutti i comuni, perché l'elemento dei crediti edilizi, cioè che un diritto di un comune si possa portare in un altro comune, decolli, compreso l'abbattimento. Io immagino che non tantissimo, ma ci sarà comunque nei prossimi anni anche l'industria dell'abbattimento, perché le brutture vanno tolte di mezzo. Se c'è un contributo, un incentivo, un fondo di rotazione, un supporto, a maggior ragione vanno tolte di mezzo, perché la qualità ambientale non riguarda solo il Prosecco, riguarda tutto il territorio veneto. Ovviamente complimenti anche alle colline del Prosecco. Quindi Regione, secondo me, prima in fatto di tutela del suolo, poi Regione che ha altri punti di vantaggio e altri punti discutibili, compreso le politiche industriali. Noi purtroppo perdiamo punti nel confronto con la Lombardia e con l'Emilia Romagna, o loro sono più bravi di noi nel correre, nell'esportare, nell'innovare. Emiliano Sartore, come me, è abbastanza critico su alcune scelte che non aiutano il Veneto a concorrere in termini di competitività. Noi peraltro abbiamo l'aggravante, o fino all'altro giorno un fatto di vantaggio, di essere Germania dipendenti nella nostra economia, che riguardi il turismo, la meccanica, l'alimentare. Abbiamo una fetta che risente dal livello di spesa dei tedeschi, i quali li conoscete anche voi, se da tutto bene spendono, se c'è da frenare frenano, non c'è nessuno che li smuove. E quindi adesso, complice anche tutta l'incertezza sul futuro dell'auto a carburante tradizionali, noi sconteremo un periodo non facile, ecco. Un periodo nel quale ci auguriamo l'edilizia riprenda, perché sia il piano casa che altri elementi importanti dovrebbero aiutare l'edilizia a riprendere. L'edilizia è un buon volano per tante altre cose.
ovviamente il turismo, il Prosecco, tutto, però non illudiamoci che il Prosecco faccia posti di lavoro. Il Prosecco aiuta, fa alcuni posti di lavoro di qualità, ma il problema del Veneto, che ha il 20% del suo PIL nella manifattura, seconda regione d'Italia per la manifattura, Italia secondo paese per alcuni anche primo nella manifattura, non si può scherzare con questo dato. Buona parte di voi è dentro la manifattura, che sia mobile, che sia meccanica, che sia abbigliamento, oppure tutto il percorso alimentare, non si può scherzare con questi dati, e quindi occorre che il Paese prenda le ricette che diceva poco fa anche Severino, compreso il tema delle competenze umane, del mercato del lavoro, della preparazione delle persone. Noi non possiamo essere i residuali che si beccano l'ultimo extracomunitario, che pure serve talvolta. Dobbiamo salire di tono, hai fatto bene a citare gli ITS, prendendo i giovani e facendo sì che non vadano all'estero un po' per moda, un po' per scelta, o non vadano in Emilia Romagna e in Lombardia, come hanno dimostrato di andare. Quindi c'è una bella scommessa da fare attorno a questi temi. Domani li riassumeremo, li riassumerà anche Venneviano Sartor al ministro D'Incà. Nel primo dei nostri incontri, nel giro di un mese, avremo a che fare con il ministro 1, con i sottosegretari, soprattutto Baretta che è l'economia, poi con i parlamentari a cui andremo a portare le nostre proposte di modifica rispetto al testo che stiamo leggendo. Sappiamo che soldi non ce ne sono tanti, sappiamo anche che ci può essere una sfida condivisibile nel far sì che lo spread diminuisca e che ci siano ulteriori miliardi da risparmiare che magari fra 3 mesi vengano messi nel cuneo fiscale, perché anche quella è un elemento da badare. Sappiamo che c'è il grosso tema dell'evasione fiscale, su cui in questa sede non entriamo nel merito. Siamo partiti un po' in affanno noi perché qualcuno ci ha messo nell'angolo. Spero che nei prossimi giorni ci sia anche un rapporto del nostro ufficio studi centrale sulla fotografia dell'evasione e dell'elusione in Italia, che non vuol dire perdonare chi evade, sia ben chiaro, non vuol dire perdonare chi evade. E non vuol dire neanche che ci scandalizziamo di sentir parlare di manette di evasori, perché uno che evade milioni e milioni di euro e ha la pena d'Italia 1 anno e la sconta con una sanzione, bene non va. Manette agli evasori significa portare la pena d'Italia da 1 anno a 4 anni, minimo, il che vuol dire che se evadi più di 1 miliardo, 2 milioni, 2, 3, 5, 10, quello che stabiliranno, ti fai 2 giorni, 3 giorni, 5 giorni di galera, non la pena d'Italia di adesso. Tema scabroso soprattutto all'ora di pranzo, però è ora di finire messi noi assieme a quelli che lo fanno con sofisticata previsione e organizzazione, mentre di qua alle volte ci sono situazioni di necessità. Quindi è una situazione molto delicata che affronteremo tutti assieme. L'ho tirata per le lunghe, grazie ancora dell'invito e buona prosecuzione. Bene, grazie. Allora, è evidente che al Presidente provinciale non si chiede solo di fare il Presidente dell'Assemblea, parlo da qua per stare meno perché altrimenti ti ci sfrattano, non importa. Dai. No. Allora, oltre naturalmente a fare i riti diciamo necessari, evidentemente un saluto e una considerazione anche spetta a me. Evidentemente la relazione del Severino, soprattutto l'intervento di Franco hanno già inquadrato. Io voglio solo fare una considerazione, naturalmente partendo da questa mattinata è un esercizio di democrazia all'interno della nostra associazione. Evidentemente si affrontano i temi, ma si affrontano i temi che vanno discussi anche in 4 anni, quindi affrontarli tutti staremo qua anche a cena, non a pranzo. Ma volevo solo sottolineare come è vero che noi abbiamo un sistema complesso all'interno di Confartigianato, una catena lunga, soprattutto in provincia di Treviso, che ha anche i mandamenti, ma ritengo che questa catena, che è forte perché sono forti tutti gli anelli, abbia nell'anello iniziale l'elemento più forte, perché se c'è una cosa che noi non dobbiamo mai perdere è il radicamento col territorio. E già l'avevamo detto anche in occasione dei rinnovi delle amministrazioni locali, perché tutti i problemi ci sono, ma noi dobbiamo ripartire dal territorio nella collaborazione con gli enti locali che hanno quasi gli stessi nostri problemi, e quindi
perché noi dobbiamo avere questa forza di territorio. È quindi evidente che magari qualche volta diciamo che i mandamenti sono un peso, ma credo che il paragone non regga nella forza che abbiamo attraverso appunto questo radicamento territoriale. E questo vale anche perché siamo nel territorio, viviamo del territorio, quindi c'è una doppia relazione: se cresce il territorio cresciamo noi e noi partecipiamo alla crescita del territorio. Quindi questi schemi dobbiamo sempre averli in mente. Al di là di tutti i problemi, credo che ci siano due questioni. La prima è questa: non è solo un problema di quantità di fisco. Franco diceva sì, daremo nello spaccato anche l'analisi, ma non possiamo più accettare che la piccola impresa, che sia artigianale, che sia commerciale e quant'altro, sia etichettata di evasione. Le evasioni non sono nel piccolo, lo schema è molto semplice: metà dell'evasione è nella criminalità organizzata, che dobbiamo stare attenti che non arrivi anche qua, ma non è sicuramente dei nostri territori dove la cultura è diversa, e dell'altra metà la maggior parte è delle grandi evasioni. Quindi rincorrere i piccoli fa un po' scena televisiva, ma non risolve il problema, e soprattutto crea un elemento di deterrenza anche nell'approccio dei giovani verso il lavoro autonomo e la piccola impresa, perché se noi vediamo il nostro sistema si sta spaccando già da qualche anno. Non è un problema tra virgolette congiunturale di crisi, ma è un problema strutturale. Abbiamo le imprese più strutturate che crescono e hanno il problema dell'occupazione che è stato detto, cioè di avere le persone qualificate, ma abbiamo il numero complessivo delle imprese artigiane che cala, perché soprattutto il lavoro autonomo, il micro, cioè chi sta da solo, chi sta con dipendente, chi sta con due soci, collaboratori familiari, per età anagrafica qualcuno esce e non ci sono i giovani che entrano. È chiaro che noi possiamo fare tutte le questioni e gli incentivi del mondo, ma se facciamo passare in maniera negativa questi messaggi anche su chi si comporta bene e si comporta male, non si arriva ad avere quella sostituzione che noi auspichiamo. L'altra questione è la questione del lavoro. Se c'è un paese e un territorio soprattutto che che è cresciuto e ha prodotto ricchezza, ha prodotto benessere, coesione sociale, diciamo così, un elemento è il lavoro. Noi siamo un paese di trasformazione, le materie prime non le abbiamo, dobbiamo comprarle. Se siamo bravi nelle esportazioni, significa che nel processo di trasformazione abbiamo eccellenza, abbiamo valore, e se è così è chiaro che dobbiamo stare attenti a non identificare il lavoro come qualcosa di negativo, ma dobbiamo farlo come qualcosa di valore aggiunto e investire su questo. Non affrontarlo, lo dicevo che ieri sera a Castelfranco, come i talebani. Purtroppo non è vero che le ideologie in questo paese sono scomparse, a volte ritornano. Se affrontiamo il problema della scuola viene affrontato sempre in maniera ideologica, non viene affrontato come finalità, perché se si affronta quel problema la finalità dovrebbe essere quella del benessere e della crescita degli studenti, non quella magari di qualcun altro. Se si affronta il problema del lavoro dovrebbe essere fatto con gli occhi di chi guarda avanti e non con gli occhi di chi guarda indietro. Allora questi sono elementi culturali che aiutano, se noi li veicoliamo, a risolvere anche il resto. Non cito tutti gli altri per farla breve. E noi quest'anno, Confraterninato Marca Trevisana festeggia i 50 anni della Costituzione, perché anche questa è storia. Prima sono nati i mandamenti che nel 1969 hanno ritenuto di mettersi assieme e hanno costituito allora, anche con un termine forte che si chiamava alleanza artigiana, quindi che vuol dire la coesione, così come oggi è, e si sta sempre trasformando. Faremo un evento formale, diciamo, abbiamo fatto anche altri eventi un po' più pubblicitari, no, per valorizzare l'artigianato, ma l'evento, diciamo, ufficiale sarà il 17 novembre, chiaramente tutti siete invitati, dove non ci limiteremo naturalmente a ringraziare chi ha fatto, ma vorremmo capire e lanciare anche un messaggio perché se l'artigianato cambia anche il sistema della rappresentanza dovrebbe cambiare.
Quindi lo faccio oltre, detto brevi considerazioni, per dire che c'è un elemento economico e tecnico, ma c'è anche un elemento culturale che deve aiutare a riprendere nei nostri territori verso i giovani quella voglia del lavoro, dell'intrapresa che è stata, tra virgolette, la forza del nostro passato, che deve essere necessariamente la forza del nostro futuro. Chiudo naturalmente ringraziando tutti i dirigenti a partire dal Presidente per il lavoro che hanno fatto e per la collaborazione che hanno dato all'Associazione Provinciale e al contributo, convinto e sicuramente anche certo che chi verrà dopo continuerà e sicuramente contribuirà a far sì che questa nostra catena della Confartigianato sia una catena che ha gli anelli sempre più forti e nessuno riesca a spezzarla. Grazie a tutti, buon lavoro e buon voto a chi dopo va. Chiudiamo gli interventi con il Presidente Citron del Consorzio Veneto Garanzie, che ci darà un saluto e poi daremo anche la parola ai presenti. Intanto buongiorno a tutti, un saluto a tutti i colleghi, presidenti, direttori, istituzioni e quant'altro. Grazie naturalmente per l'invito. Come ho fatto ieri sera a Castelfranco, avevo piacere in questi momenti congressuali di portare un attimo, oltre che il saluto del Consiglio di amministrazione, di cui anche qui abbiamo Loris Bagliara che ne fa parte, oltre anche a Oscar Bernardi, e che ringrazio anche per la collaborazione, ma approfittare di questi momenti congressuali per fare così un'infarinata, dare un'informazione generale di quello che il Consorzio sta facendo. Oggi il Consorzio Veneto Garanzie, come sapete, nel 2014 ha raggruppato le 3 province di Treviso, Belluno e Verona, ma oggi è una realtà che opera in quasi tutte le province del Veneto, perché operiamo nelle 6 province, fuorché Vicenza, perché insomma per accordi, chiamiamoli territoriali, insomma per il resto copriamo tutta l'area. Qualche numero, e ho sentito il Presidente prima che parlava anche di credito nella sua relazione, lancio una piccola provocazione che vuole essere uno stimolo, come ha detto, come tutti i pungoli che lui ha messo nella sua relazione, anche da parte mia deve servire a questo scopo, nel senso che noi chiudiamo quest'anno con insomma perlomeno un'attività che è più o meno pari a quella che era l'anno precedente. Chiuderemo circa con 120 milioni di affidamenti e dopo anni di naturalmente decrescita anche pesante, finalmente riusciamo a mantenere le posizioni. Sappiamo tutti quanto è difficile oggi operare sul mondo del credito e naturalmente quali sono i rapporti con le banche, che le banche non fanno più il loro mestiere ma fanno tutt'altro, perché se andiamo a vedere i bilanci, oggi ormai il conto economico della banca è dato da oltre il 50% di tutt'altro che fare banca come eravamo abituati a conoscere. Allora, il mandamento di Castelfranco, ieri sera ho dato un dato, il primo trimestre, il terzo trimestre, che abbiamo visto i dati l'altro giorno, sugli 85 milioni di affidamenti copre circa il 10%, perché ha circa 9 milioni e rotti in pratica di affidamenti nel mandamento di Castelfranco, appunto. Sappiamo anche che, insomma, Dino Bonetto è un uomo che è sempre vissuto all'interno del consorzio, magari una spinta maggiore c'è, però Conegliano non mi sembra che sia molto minore, più piccolo come associati e quant'altro di Castelfranco. Diciamo che a Conegliano facciamo fatica a arrivare al 3%, questo vuole essere uno stimolo, perché le condizioni che noi mettiamo in campo e naturalmente i prodotti che abbiamo a disposizione per i soci sono uguali per tutti. Non penso che a Conegliano ci sia minor bisogno di credito piuttosto che a Castelfranco. È solo una provocazione, naturalmente lavoreremo naturalmente per alzare anche questi numeri. Non mi limito, non dico altro, ringrazio tutti per l'invito e buon pranzo e buon lavoro a tutti. Grazie Daniele. Adesso entriamo nel vivo dell'assemblea e quindi passo la parola al segretario che darà le formalità tecniche per il proseguo. A te Alan. Grazie. Sarò molto veloce. Annalisa, se mi metti... Beh, vi comunico che il quorum è stato raggiunto, quindi non abbiamo impedimenti per le votazioni.
Vi do lettura intanto delle candidature che ci sono arrivate durante le assemblee comunali in questo ultimo periodo. Per quanto riguarda l'elezione dei membri del Consiglio direttivo, i candidati sono Antoniazzi Antonio, Baliana Loris, Bet Bruno, Bubacco Andrea, Cristoforo Enrico, Daros Rosella, Darui Stefania, Dalbò Severino, Dalcin Fabio, Denardi Mauro, Granzotto Dino, Lezier Franco, Mazzer Patrizio, Piccoli Michele, Possamai Sergio, Saccon Sergio, Sanson Alex e Zambon Diego. Per quanto riguarda invece l'elezione del Collegio dei Revisori Contabili, Tron Alberto, iscritto al Registro dei Revisori dei Conti come Presidente, Bazzo Claudio e Possamai Sergio come membri effettivi e Morbin Egidio e Ortolani Luca come membri supplenti. Per quanto concerne invece l'elezione del Collegio dei Probiviri, la proposta di candidati sono Dallavenio, Fantuz Vittorino e Saccon Mario. Adesso voglio chiedere se qualcuno dei presenti si vuole candidare in seduta stante, se c'è qualcuno. Ok, perfetto. Allora, se mi metti su il facsimile di scheda di votazione, come vedete la votazione in un unico foglio, ci sono le 3 votazioni da fare. Vi raccomando solo una cosa: nell'elezione dei membri del Consiglio direttivo potete dare al massimo 9 preferenze, perché è lo statuto che prevede che questa votazione venga fatta con voto limitato ai 2/3 dei componenti da eleggere. Mi raccomando, perché chi mette 10 preferenze la scheda è nulla. Mentre per quanto riguarda l'elezione del Collegio dei Revisori Contabili dei Probiviri potete mettere le preferenze che volete. Quando il Presidente del Congresso, Vendemiano Sartor, darà i tempi, uscirete da qui, troverete all'uscita sulla sinistra 2 tavoli dove le schede per le votazioni sono state suddivise in base ai cognomi dei delegati. Dalla lettera A alla lettera G sul primo tavolo, 2 tavoli dopo avrete invece tutti gli altri. Comunque non vi preoccupate, perché ci saranno comunque tutte le collaboratrici che vi daranno le indicazioni necessarie. Vi ringrazio e buon voto. Bene, grazie Alan. Adesso, compatibilmente con i tempi, essendo anche il congresso, sono previsti gli interventi dei congressisti. Quindi se qualcuno vuole prendere la parola, raccomandando naturalmente la brevità, perché voglio dire, senza nulla togliere alla democrazia, ma perché i tempi poi magari non si allunghino. Ecco, quindi ecco qua, magari se nome, cognome, grado. Buongiorno a tutti, sono Dino Granzotto, membro di giunta uscente. Volevo approfittare in questo momento subito di mettere i 2 pungoli principali che a mio avviso servono proprio per domani, per il vostro incontro che avete col Ministro, perché l'ho capito, domani avete l'incontro. Sì. Allora, ci sono 2 argomenti scottanti a mio avviso. C'è stata anche poco tempo fa una riunione presso il Dino Orsi e parlava proprio di questi 2 problemi, cioè uno è l'ISA, il famoso indice sintetico di affidabilità delle imprese, che va a sostituire gli studi di settore, e l'altro è l'ecobonus, che riguarda, oppure il bonus sismico, che riguarda appunto tutti quegli artigiani che fanno parte dell'edilizia, dai ceramentisti agli idraulici, eccetera. Parliamo subito dell'ecobonus. L'ecobonus dovrebbe favorire appunto queste imprese, però in realtà c'è questo piccolo dettaglio che chiede, piccolo e grave, che non so tutti sanno, che chiede appunto che sia il fornitore, vedi l'idraulico che fornisce la caldaia, di pagare in anticipo, scontando nella fattura, questo famoso ecobonus, questo credito d'imposta che il proprietario dovrebbe avere in 10 anni, no? E lui dovrebbe appunto scontarlo in 5 anni, quindi anticipando questi soldi. E come tutti sappiamo, credo che sarà impossibile per le imprese avere quella liquidità per sostenere tutta questa spesa, quindi non capisco questa, cioè sembra quasi che si voglia favorire le mega imprese, quelle che sono strutturate, che hanno soldi e hanno liquidità. Quindi questo qui secondo me è una cosa importante, perché altrimenti va a sfatare quello che è questa ripresa edile, insomma, per quanto riguarda i piccoli. L'ISA invece è un'altra cosa, perché l'ISA va a sostituire questi famosi studi di settore, ma se prima, come ha detto anche Dino Orsi, se prima c'erano imprese congrue e coerenti, adesso invece questi nuovi indici sembra che non siano più così, anzi sembrano addirittura abbiamo avuto insufficiente.
non si capisce perché altre imprese invece che erano borderline per gli studi di settore, guarda caso, sono promosse. Quindi, anche questo qui è un punto, perché questi famosi indici di affidabilità sintetici sono poco affidabili. Ecco. Io concludo con questo. Bene, grazie. Grazie a tutti. Dopo. Buongiorno a tutti, da Lava Cristian, consigliere uscente. Vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente Severino per questi 4 anni ricchi di impegni ma anche di soddisfazioni, e assieme a lui i 2 vicepresidenti, Loris e La Rossella, la Giunta e tutto il Consiglio, e non per ultimo un ringraziamento anche al dottor Alan Paul. Vi leggo alcune parole scritte da un avvocato statunitense, Thomas Frederick Crane, nella metà dell'800, parole che secondo me sono attuali e vere ancora oggi. Per rendere un uomo felice riempi le sue mani di lavoro, il suo cuore di affetto, la sua mente con uno scopo, la sua memoria con conoscenze utili, il suo futuro di speranza e il suo stomaco di cibo. Mi rivolgo ai vertici di Confartigianato, dal mandamento alla provinciale alla FRAV. Aiutateci a riempire il nostro futuro di speranza, proteggendoci, tutelandoci e, se serve, alzando la voce di fronte a scelte sbagliate, per lo più politiche. Grazie a tutti, buona giornata. Bene, allora grazie degli interventi che naturalmente, come sempre e come deve essere, noi facciamo un po' di filosofia, ma da chi è più direttamente sul campo vengono interventi che vanno più nel dettaglio. Dico solo questo, lo diceva prima anche il dottor Giacomin, sui 2 elementi che tu hai, dico Granzotto, sollevato. Evidentemente non c'è solo l'incontro di domani, ma c'è già un lavoro che sta facendo anche la Conferenza nazionale, e credo che per quanto riguarda l'ISA si vada verso una, tra virgolette, tempo di valutazione, e che quindi venga presa la questione dell'anno in corso e quello precedente come sperimentale, e si vada ad avere dei parametri. Ecco, io ho fatto una battuta nei miei interventi su sta cosa, dico: se uno va misurato col metro, il metro necessariamente deve essere di 100 centimetri, perché se è di 90 o è di 110 le misure sono sfalsate. Questa è un po' la questione degli ISA. Per quanto riguarda la questione dell'ecobonus, c'è un elemento che è specifico, quello che tu citavi dell'articolo 10, cioè quello che riguarda questa cessione. Credo che anche qua c'è un tema, no? Ed è per quello che quando io parlo del lavoro è la filosofia che manca, cioè noi in questo paese dobbiamo sempre far guadagnare qualcuno sulle spalle di chi lavora, e questo non va bene. Questo è il concetto, perché non è un problema di grande e di piccolo, perché neanche la piccola impresa che fa interventi di edilizia, di impiantistica eccetera, è in grado di sopportare 5 anni di questa pressione, perché andrebbe oggi che il lavoro sta solo di questo settore nelle ristrutturazioni, e la maggior parte, evidentemente c'è un flusso finanziario che ammazza tutti, i piccoli e anche i grandi, però guarda caso c'è qualche operatore che non lavora, che farà da intermediario, così il lavoro invece di costare 100 costerà 150, e dall'altra parte noi come sistema dell'impresa dovremo sempre lavorare per conto di qualcun altro e non col committente diretto. Quindi sono una serie di questioni dietro sta cosa. È chiaro che è all'attenzione, soprattutto del ministro, come si chiama, quello dell'economia, perché o quantomeno mettiamo una soglia negli interventi, oppure si ritorni a creare qualche elemento. Questo spiazza un po' tutti quelli che lavorano, ecco, questo è un po' il concetto. Quindi guardate, dobbiamo dire che il Presidente provinciale non sa tanto bene nel fare il Presidente, ma nell'Assemblea mi avete dato dei tempi e guardando sempre l'orologio li abbiamo rispettati, ma la bravura non sta in chi conduce, la bravura è stata che gli interventi sono stati coordinati nei tempi giusti. Quindi al di là delle battute, da adesso formalmente sono aperte le votazioni, le votazioni presumo che potrebbero andare per mezz'ora, quindi credo che sia tutto il tempo fino a mezzogiorno e mezzo,
Nel frattempo, siccome l'ho detto che ieri sera, lo dico che qua ogni salvo finisce in gloria, chi aspetta può prendere l'aperitivo nei piani superiori e quindi festeggiamo anche diciamo in anticipo gli nuovi eletti ai quali auguriamo buon lavoro.